Io penso che lui abbia espresso delle considerazioni che tutti noi facciamo, no? Nel nostro intimo, più o meno pubblicamente, rispetto alla necessità di avere i congressi, rispetto alla necessità di chiudere questa fase congressuale. Dopodiché c'è modo e modo per esprimersi, ognuno è suo. È al tavolo di Marghera, ma per una volta smette i panni dell'amministratore alla guida del Veneto per rimettersi la casacca della Lega e lo fa sbilanciandosi come mai aveva fatto finora sul caso espulsioni. Anche perché in ballo tra i nomi c'è quello di un amico, di una figura di primo piano nel carroccio trevigiano, quel Fulvio Pettenà sul patibolo per i duri e ripetuti attacchi a Matteo Salvini, ultimo in ordine di tempo dopo la rielezione di Mattarella. Ma sarebbe un'espulsione difficile da digerire, anche perché, lo sottolinea chiaramente Zaia, dal Veneto non è arrivata nessuna sanzione per i veneti, la partita compete a Milano. Petenà, per dire, la storia della Lega. Cioè, la Lega sta a Petenà come Petenà sta alla Liga. Parlo di un amico, no? Petenà, lo sanno tutti che è il mio grande amico, cioè, insomma, abbiamo fatto vacanze assieme, amministrazione assieme, insomma, lo vedo anche di tanto in tanto. Zaia cerca di mediare. Dire che Petenà ha espresso in modo sbagliato quello che molti pensano intimamente sull'assenza di congressi e le decisioni unilaterali di Milano significa che il malumore degli ultimi tempi è arrivato fino ai piani alti, ma al tempo stesso tira per la giacca Petenà. Ha fatto parte dei prove viri, sa qual è la liturgia e quali sono le regole, e regole vogliono che ora ci sia un confronto aperto ma sereno, innanzitutto con delle considerazioni scritte, destinazione via Bellerio, anche a costo di aiutarlo a scriverle. Io consiglio a tutti di fare queste 3 righe, insomma le ho fatte anch'io quando mi sono preso il provvedimento disciplinare. Se non ha voglia di farlo, se non vuol farlo, tutti dico fatelo, cioè quantomeno riportate in bella le cose dette in brutta. Se non ce la fa lui a farlo, gliela faccio io, la bella. Sperando che tutto questo serva a ricomporre gli animi e a fare anche in modo che altri non si inseriscano in un dibattito che è legittimo, ma che si inseriscano con altre finalità. Nessuno vuole fare morti in questa guerra, ribadisce Zaia, che torna a consigliare a tutti, Petenà in primis, un maggiore equilibrio. Da qui a trasformare tutto in una prova di forza, decisamente no. Faccia queste 3 righe, se non le fa lui che scrivo me, e dopodiché, insomma, sentite, abbiamo gente che non sa come sbarcare l'unaria. Ecco, mi fermo qua. Mi sembra anche che possiamo dare un bel segnale di riappacificazione.